Sono Anna Rita Cogoni. Quello che noi facciamo nel nostro laboratorio sono soprattutto i tappeti con le tecniche Apibionis su telai manuali. Però ci dedichiamo a tutto quello che è la tessitura in genere, cioè non solo tappeti ma tendaggi, arazzi, tutto ciò che può riguardare il mondo della tessitura. Da sempre abbiamo seguito la strada di attualizzare il nostro prodotto, di non tenerlo ancorato strettamente alla tradizione che riguarda i disegni, i colori. Questo è stato seguito per tanto tempo, ma poi lentamente abbiamo rielaborato e attualizzato il nostro prodotto. C'è da sottolineare che adesso ci accostiamo anche a mercati magari più importanti, a clienti più esigenti, lavoriamo con i designer, lavoriamo con gli architetti, per cui ci viene richiesto anche un prodotto con filati, ripeto, di qualità. Essere un'artigiana oggi è molto faticoso, prima di tutto. Serve sacrificio, serve costanza, serve anche una continua ricerca, serve un aggiornamento. Quindi essere artigiano oggi, diciamo che è un lavoro anche questo, oltre a quello di tessere, è un lavoro anche essere artigiani, perché cioè lavoriamo in un mondo molto più ampio rispetto a prima. Dobbiamo coniugare appunto le difficoltà con l'amore per il nostro lavoro e queste pillole che ogni tanto ci tirano su quando facciamo delle belle creazioni e dei bei lavori.